Benvenuti, bentrovati, il nostro appuntamento sportivo è naturalmente sul canale 95 di Caffè TV24 per quanto riguarda il digitale terrestre, le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto appunto con il 95, mentre diversi altri canali, e lo ricorderemo magari nei prossimi giorni, nella nostra mappa per quanto riguarda il nord Italia dove Caffè TV24 arriva con il suo segnale. Ci trovate in modalità on demand invece, e questo è l'importante, per scaricare e per rivedervi con calma tutti i nostri servizi, le nostre interviste, i nostri reportage su www.venetoglobe.com. Andiamo subito a vedere e a trovare le principali notizie di oggi nell'ambito sportivo. In questi giorni abbiamo sempre aperto la nostra edizione di venetoglobe.com Sport con l'automobilismo, in particolar modo con la Ferrari. Oggi invece parliamo brevemente della bella stagione della Villorba Corse. Si sta lavorando già per il 2019 naturalmente con la riconferma tecnica dei motori della Dallara e due le conferme già sui piloti, quella di La Corte e quella del trevigiano Giorgio Sernagiotto, che sappiamo essere tifoso di TVB Basket, dove lo abbiamo proprio incrociato al Palaverde. Eccolo. Giorgio, io so che tu sei un appassionato di TVB e quindi di basket, giusto? Io sono un grande appassionato dai tempi dei primi anni 90, quando venivo, che avevo 10 anni con mio cugino, tempi della grande Serie A. Adesso siamo qui a sostenere i ragazzi, queste bellissime partite. È stato un periodo per te fatto di Abu Dhabi, leggevo sui social, poi presentazione di un film, insomma ti stai dando da fare perché bisogna far conoscere questa nuova avventura. Beh, sicuramente la 24 ore di Le Mans, che ormai abbiamo fatto per 2 anni, ci ha dato un grandissimo boost a livello di comunicazione. Quindi vengo chiamato a destra e a sinistra a presentare il nostro progetto, che continua. Tra l'altro per il prossimo anno siamo confermati alla 24 ore di Le Mans 2019 e tra l'altro posso dare una piccola anteprima che parteciperemo al campionato del mondo Endurance nel 2020, quindi dall'europeo passeremo al campionato del mondo. Al mondiale. Io so che per te Le Mans era un sogno, lo hai coronato, adesso cosa resta? Ma adesso già me ne sto creando altri, per esempio la 24 ore di Daytona. Hai giurato. È uno di questi, poi vediamo. Intanto sosteniamo Treviso Basket. Questo Giorgio, scusatemi, Sernagiotto, con il suo sogno, che sicuramente si avvererà, vedrete, starete a vedere. Andiamo a parlare di Serie A, andiamo a parlare di calcio, perché sono ancora tutte ferme per quanto riguarda il campionato, le squadre che hanno ripreso tra l'altro la preparazione proprio in questi giorni. Sabato 12 si inizia con la Coppa Italia, ci sono 3 gare, Lazio-Novara, Sampdoria-Milan e Bologna-Juventus. A proposito di Juventus e di Milan, Supercoppa italiana mercoledì 16 a Jeddah in Arabia Saudita tra Juventus e Milan, appunto, come dicevo. La foto è con Dybala, ma questa foto è quella di Higuain ed è qui che andiamo a parare, perché il mercato un po' per tutti è aperto e vivo, perché c'è la situazione anche di Icardi proprio sollevata in questi giorni dalla moglie Vandanara e poi c'è questo caso, il caso Higuain in ebollizione, sembra abbia già dato il suo sì al Chelsea di Sarri e il Milan non l'ha presa molto bene. Per la Serie B si riprenderà a metà gennaio, per la Serie C nel girone B, dove c'è il Pordenone Leadership, si tornerà in campo il prossimo 19 gennaio. Serie D, girone C, 19esima giornata che da domani cominceremo a vedere e a scoprire, con Adriese al comando, Arzichiampo e Feltre a 32 punti e a seguire Montebelluna in mezzo come unica trevigiana a 26 punti. L'Eccellenza, girone B, 17esima giornata già giocata, l'abbiamo seguita, Luparense in testa a 39 punti, segue Lia Piave che ha riaperto il campionato a 38 e San Giorgio Sedico a 36. Anche la promozione sta per arrivare alla sua 18esima giornata, comanda sempre il Porto Gruaro a 37 punti che non ha perso fin qui nemmeno una partita, insegue molto bello il campionato del Prodeco Montello a 35, in mezzo alla classifica Opitergina con 30 punti.
Lasciamo il calcio e passiamo alla basket, come parlava prima Sernagiotto di TVB Basket Treviso, sconfitta sul campo di Udine, ma sappiamo che Udine è sempre un campo ostico e sempre difficilissimo per i trevigiani, che anche domenica scorsa hanno ceduto per 77-63. Prossima gara ancora domenica in trasferta contro Ferrara. Ci sarà un altro straniero che conosciamo, e cioè Schwann, che in questi giorni sta dando qualche grattacapo insomma Max Menetti per la sua marcatura, staremo a vedere. Intanto con i risultati del campionato si è formata la griglia di Coppa Italia, lo ricordiamo ancora una volta, TVB toccherà Latina nei quarti di finale. Lasciamo la TVB e passiamo al Ponzano Basket di Serie A2 femminile. Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato Maurizio Sottana, l'ex tecnico, ma adesso vi dico. Ieri abbiamo ascoltato Giulia Zecchin, giocatrice appunto del roster di Ponzano, e andiamo con il nuovo tecnico, eccolo qui, perché ieri in casa Ponzano c'è stato l'addio confermato e ufficializzato dalla società a Maurizio Sottana e al figlio Luca, che sono stati esonerati in accordo comunque con la società. Al suo posto c'è questo Filippo Campagnolo, c'è questo signore Filippo Campagnolo, ex allenatore nazionale e già conoscitore dell'ambiente di Ponzano, avendo guidato il settore maschile nella stagione proprio quella bella della promozione, quindi saprà già insomma muoversi a suo agio nell'ambiente di Ponzano, anche se va sul femminile. In bocca al lupo e buon lavoro a Filippo Campagnolo. Rimaniamo sempre nel basket, oggi ampio quadro, la Ruker in casa e contro Ozzano ha nettamente e meritatamente vinto per 93-70. Andiamo sul parquet del Palasystem di Saccon di San Vendemiano con il coach dei padroni di casa della Ruker, Marco Mian. Ci eravamo lasciati una ventina di giorni fa, non eri molto soddisfatto, oggi possiamo dire che è stata una bella San Vendemiano. Sì, indubbiamente è stata una bella San Vendemiano. Comunque ripeto, quello che ho detto anche dopo Crema, perché il secondo tempo di Crema è stata una San Vendemiano forse ancora migliore di questa, dove avevamo subito botte, non eravamo pronti a reggere, siamo finiti sotto di 20 e poi abbiamo vinto la partita. E secondo me questo ci ha dato morale per affrontare la partita qua in casa, come l'abbiamo affrontata, come è stato visto, insomma. Quindi sono molto contento perché, ripeto, secondo me i ragazzi stanno crescendo. Non mi stancherò mai di dire, è un gruppo giovane, però ho visto oggi che i down che normalmente ci sono nelle partite, oggi molto meno. E questo è un passo in avanti per il lavoro che stiamo facendo, perché veramente si stanno impegnando ogni singolo istante d'allenamento. Il coach ospite diceva molta intensità da parte di San Vendemiano, l'abbiamo subita. Sì, no, ma questo, ripeto, anche a Crema il secondo tempo forse c'è stata ancora più intensità. Siamo usciti agli spogliatoi, siamo guardati negli occhi e da là è scattato qualcosa. Dobbiamo continuare su questa strada qua. L'intensità c'è stata, hanno rispettato le regole che ci siamo prefissi per questa partita e sono molto contento, insomma. È un campionato che insomma ritorna su quello che avevi detto, non siamo da prima della classe, però nemmeno da ultimi come avevano detto. Sì, purtroppo è un campionato cortissimo, cioè una classifica cortissima, abbiamo passato un momento buio, adesso siamo in un momento positivo. Insomma, i campionati sono fatti di cicli, anche le prime ogni tanto vanno a perdere, Cesena va a perdere a Reggio Emilia, cioè è un campionato che ha degli up and down. Dobbiamo essere bravi quando abbiamo i down di lavorare in una certa maniera, cioè di lavorare con la testa in difesa e non mollare un attimo. Questa è la chiave, perché fai presto a perdere 2 partite e tornare nono, decimo, adesso sei quarto, quinto. È elastico, insomma. Con il vantaggio che avevi hai potuto mettere dei quintetti anche molto giovani con delle belle cose da vedere. Sì, diciamo che insomma io cerco di farli giocare, non sempre la partita me lo consente. Oggi sopra di 30 mi ha consentito di fare un quintetto con 4 under e Malvasia, hanno fatto anche benino, poi dopo è finita l'euforia e siamo andati un po' calando, per carità è normale, e abbiamo ripreso le rotazioni normali, insomma, quindi sono contento per loro, c'è spazio anche per loro, basta che si facciano trovare sempre pronti, insomma. Buon 2019. Buon 2019 anche a tutti voi, dai.
Bene, questa è l'intervista con Marco Mian e allora adesso lasciamo il basket, ne abbiamo parlato abbastanza quest'oggi, andiamo sulla pallavolo femminile. Imoco vittoriosa a Casalmaggiore contro la Pomì per 3-0 l'altra sera, nettamente senza grossi problemi per la compagine di Santarelli che dopo la vittoria della sua Croazia contro la Svizzera affronta l'Albania quest'oggi con il sestetto di Santarelli che comunque è già qualificato. È bella questa foto che lo stesso Daniele ha postato sul suo sito. In campionato Scandicci batte Novara ieri sera per 3-2 e accorcia ulteriormente la classifica che vede Novara a 34 punti, Scandicci salire a 33, l'Imoco a 31. È un Imoco che ha riposato, quindi ha già esaurito il suo turno di riposo. Parliamo di mercato anche qui, questa giocatrice, la croata Shamadan, che è in nazionale appunto con Fabris e con Santarelli, dovrebbe accasarsi a Busto Arsizio, a Lunet, sembra fatta, che tra l'altro giocherà proprio questa sera a Monza. Sentiamo l'altra croata invece, Samantha Fabris, al termine della gara contro Pomì Casalmaggiore, le sue dichiarazioni. Ciao Samantha, complimenti, gran bella partita la tua ma anche di tutta la tua squadra. Qual è stato il fondamentale importante oggi per voi? Grazie, penso che abbiamo giocato come la squadra, ci siamo aiutati in momenti di difficoltà, abbiamo spinto abbastanza in servizio penso e niente, un bel inizio l'anno. Un bel primo set, un testa a testa fino al 20 pari, poi avete ingranato la quarta marcia, siete andate via. Scusi, puoi ripetere? Un gran bel primo set, fino al 20 pari c'è stato un testa a testa, poi avete messo in campo qualcosa di più che vi ha permesso di prendere il là e andare a vincere il primo set e mettere in discesa tutto l'incontro. Sì, potevamo fare ancora meglio muro difesa sicuramente, però alla fine ci siamo unite e come ho detto lavoro di squadra, alla fine con 2 o 3 difese importanti siamo riusciti a portare primo set a casa sia altri 2. È un messaggio importante questo che lanciate alle altre squadre, a Novara, a Scandicci. Non c'era mai riuscito nessuno a vincere qui al Palaradi, voi siete la prima squadra. Non sapevo questo, ma noi abbiamo lavorato ogni giorno e siamo arrivati qua dopo un periodo un po' così. Abbiamo perso qualche partita in più, siamo arrivati qua e veramente volevamo portare a casa questa vittoria e ce l'abbiamo fatta. Questa è Samantha Fabris, accoppiamenti per quanto riguarda la Coppa, si inizia il 16 gennaio Coppa Italia, l'Imoco affronterà Monza in trasferta, poi le Final Four si disputeranno il 2 e il 3 febbraio fissate a Verona. Benetton Rugby, sabato pomeriggio a Monigo c'è stata questa splendida vittoria contro Glasgow, 20-17. Sentiamo uno stralcio di un'intervista in sala stampa a fine gara contro Glasgow. C'erano il tecnico, c'erano un paio di giocatori della Benetton, tra cui Dean Budd, il grande capitano che è andato anche a segno con le sue mete. E allora sentiamolo Dean. Sì, penso di sì, forse il mio carriera qua, no, forse, una volta forse. Sì, nei primi anni c'era sempre Gherardini e Alisani che hanno alternato meno da match ogni settimana. Comunque, bravissimi tutti, veramente, complimenti a tutti i tifosi in grande entusiasmo oggi. No, sì, è stato bello, sì, sono un po' stanco in questo momento, ma è stata una partita emozionante, sì, di finire come abbiamo finito è veramente bello. Tu le 2 metri? No, onestamente non mi ero dato niente io di quelle 2 metri, una del pick and go di 200 metri e l'altra è un chiusa che abbiamo lavorato come un pacco di avanti, quindi se io vince il premio, ma no, è stato il lavoro da tutti quanti. C'è un piccolo rimpianto anche per la quarta meta che potete fare, addirittura avete un rimpianto, no? Con Angelo che poteva... Sì, succede tanti momenti così durante una partita, che potremmo fare qualcos'altro un po' meglio, ma sì, Angelo ha provato e non posso dire niente su questo. Adesso la Coppa, anche lì potete sperare, non dipende tutto da voi, però potete
Per noi sì, dipende da noi. Sì. Andiamo a vincere tutti e due, secondo me se arriviamo al playoff, quindi sì, è nelle nostre mani ancora. Sì, vogliamo dare tutto che possiamo dare di arrivare nella zona di playoff. Questa è l'intervista in sala stampa a Dan Budd, capitano della Benetton, e Budd è uno dei 18 giocatori della Benetton convocati in nazionale che parteciperanno al primo raduno in preparazione del 6 Nazioni a Roma dal 20 al 23 gennaio. 18 giocatori del Benetton. E intanto, proprio anche in virtù di questi uomini concessi e dati alla nazionale, 2 sono i nuovi acquisti del Benetton. Questo signore che si chiama Eli Collins-Nyman, 22 anni, seconda linea dai Blue Bulls, a cui si dovrebbe aggiungere in queste ore anche la conferma di Ian Kitley, che i giornali e noi stessi abbiamo dato ieri, ma è una notizia ufficiale nella sua patria, non ufficializzata dal Benetton, che in questi giorni ufficializzerà. È un'apertura irlandese molto molto valida. È tutto con il rugby anche per quest'oggi, noi ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento a domani, sempre e naturalmente sul canale 95 di Caffè TV 24 e sul nostro portale www.venetoglobe.com. A tutti voi, buona giornata.